my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per Road to Legenda. Allora ragazzi, per quelli che mi stavano già chiedendo Kai cos'è questo villaggio, ragazzi, questo è uno dei miei tanti villaggi che uso. Questo era l'unico disponibile al momento. Allora praticamente Harry mi manda un messaggio, mi fa: Kai, ho degli attacchi fantastici da farti vedere. Allora Harry mi aveva detto che in questa settimana non li ha aperto praticamente niente, insomma ha fatto +1/+1. Ragazzi, a quei livelli di coppe, appena vi apro un villaggio, cioè anche se vi dà una coppa se vincete e ve ne sottraggono 39 se perdete, siete quasi obbligati ad attaccare, perché meglio un +1 che un +0. Insomma, guardiamo un +1/+1 sono 2 coppe, un +3 se la matematica non inganna sono 5 coppe. Dine. Non so se sentite, ma ok, sono le 8 di sera, perciò suonano. Insomma, le campane del mio paese stanno iniziando a suonare. Io ce le ho dietro casa le campane del mio paese. E c'è Ronzo che ci manda messaggi. Allora ragazzi, a parte che Ronzo ci sta continuando a mandare messaggi, andiamo a vedere Ronzo, aspetta un attimo. Andiamo a vedere sul menu giocatori alla locale. Attualmente in Italia ci sono 3 giocatori che stanno scalando per arrivare in Lega Leggenda. Cioè ci sono tutti i giocatori in classifica che stanno scalando per arrivare in Leggenda, però quelli più in competizione sono, non so, guarda, ora pronuncio in modo errato il tuo nome, ci scommetto, Gigi Nocirillo e Ere Free e poi Peace. Peace non so se si pronuncia così, lo conosco, è dei Amazing Enich, un clan che conosco, insomma. C'è anche mio amico Shan in clan Amazing Enich. Eri mio amico, invece Gigi Nocirino purtroppo non lo conosco. Però devo fare i complimenti anche a questo giocatore qua, perché lui attualmente detiene il record italiano, 4.975 coppe. Ragazzi, come potete vedere siamo sempre più vicini ad arrivare in Lega Leggenda. Insomma, questi 3 giocatori si stanno veramente picchiando per arrivare in Lega Leggenda per primo. Insomma, vediamo che qua ci fanno 3 stelle, maledetti. Ma andiamo a farvi vedere gli attacchi di Harry. Allora ragazzi, io li guarderò insieme a voi per la prima volta e facciamo un replay. Allora, Harry contro Polax Play, non li conosco questi qua. Insomma, solita tecnica, mongolfiere e mastino sono la tecnica che vi garantisce la percentuale maggiore. In questo caso il nostro amico aveva dei maghetti in difesa, ma io non so, i maghetti sono quasi totalmente inutili, dato che ci metti una bellissima veleno e i maghetti muoiono subito. Però guardiamo qua che non sono ancora morti, stanno dando del filo da torcere alle mongolfiere. Ragazzi, guardiamo che l'attacco è praticamente velocissimo, le mongolfiere in pochissimo tempo hanno distrutto il 39-42, mamma mia, scisce. Ok, forse rischiava tantissimo il nostro amico. LOL, Harry ha fatto resa e non ha voluto prendere la seconda stella, praticamente perché anche se faceva 3 stelle gli dava solamente una coppa. Insomma, Titano 1 contro Titano 3 c'è troppa differenza. Secondo attacco che vi faccio vedere è stato fatto contro il giocatore Coruia del Brazil Team 3, penso che sia un'accademia. Ragazzi, Harry mi ha spiegato un po' la sua scalata. Praticamente lui fa una sessione e mezzo al giorno. Praticamente non me l'ho capito molto bene. Insomma, lui si fa una sessione da 6 ore e poi quando prende il scudo in difesa praticamente gli fanno sempre meno 18 o meno 20 o anche di più meno 30. Lui si prende tutto lo scudo, cioè quando gli danno 16-12 ore di scudo lui lo utilizza tutto, per poi avvicinarsi sempre di più al scudo a pagamento. Cioè gli scudi a pagamento a livello di coppe elevate, anche a livello di coppe basse, gli scudi sono disponibili dopo ogni tot di tempo. Tipo, se oggi compro uno scudo di 24 ore potrò ricomprare questo scudo di 24 ore solamente dopo un tot di tempo. Insomma, non possiamo comprarci lo scudo infinito. Ora ragazzi andiamo a vedere un +3 coppe. Insomma, qua eri stato veramente fortunatissimo. Ha trovato un Town Hall fuori. Io in scalata non ho mai trovato un Town Hall fuori. Sfigi mia. Allora, vediamo cosa c'aveva sto qua. Inferno singolo e arco X aria. Se il nostro amico aveva l'arco X, cioè terra, molto probabilmente avrebbe rischiato anche una terza stella. Facciamo per 2. I mastini sono entrati nel centro del villaggio. Il volano maledetto odiosissimo. Guardiamo qua, una gelo. Ragazzi, le inferno mettetele più non dislocate, però
abbastanza lontane da non farvi congelare con un'unica inferno. Come potete vedere in questo caso siamo a 41, 42, 43%. Non si fa la terza stella, perciò Harry ha puntato a fare il 50% e ha fatto resa. Più 3 coppe. Ragazzi, è veramente dura questa scalata. Anche una coppa ci fa comodo. Ragazzi, per l'attacco finale io voglio almeno 10.000 like. Non per me, ma per Harry, che è riuscito a fare un 3 stelle con più 16 coppe a Titano 1. Replay! Ok ragazzi, allora solita tecnica, 2 mastini qua, un mastino nel castello e una mongolfiera. Mongolfiere 3 qua, 3 qua, 3 qua, 3 qua, sono 4, 4, 2 e 3, in modo tale da entrarli totalmente al centro del villaggio. Lui ha puntato direttamente alla terza stella perché il nostro amico era intelligente, aveva gli arco X terra. E dopo le inferno singole, le inferno multiple, anche se erano multiple, bastava congelarle bene e ragazzi alla fine si entrava abbastanza scialli. Però un giocatore normale che vedeva questo attacco avrebbe detto 2 stelle easy. Non so se riesco a fare la terza stella, ma ragazzi Harry ha puntato veramente il tutto per tutto. E guardate qua, che cucciolo sto gigante tutto solo. E dietro gli eroi a 40 che spaccano alla grande. E dopo abbiamo ancora un po' di sgherri in vita che ci danno l'aiuto per fare il 100%. Dai regina degli arcieri, Re Bavo sta morendo, dagli supporto. Brava, ha distrutto la torretta dell'arciere. Abilità del re ora, ecco, se no moriva. Peccato che ha attivato l'abilità del re sulla bomba gigante, perché praticamente le è esploso tutti i barbarelli che ha generato. E ragazzi, qua era veramente rischiato tantissimo. Se non fosse per la sua regina al 40, molto probabilmente avrebbe fatto un 98 o un 99%. Take the gold! Regina contro stregone. Stregone, ok, morto. Guardate la regina che stupida. Ok, ora è brava, prende la torretta della cere. Prende il nero, ragazzi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, se la regina sparava al muro, Harry si incazzava. Perché faceva 99%. Ragazzi, mamma mia, più 16 coppe. 10.000 like. Per Harry. Ragazzi, attualmente Harry è in sessione fermo a 4.948 coppe. Io tifo il tutto per lui. Ma faccio i miei complimenti anche a Gigi, il primo in Italia e il terzo Peace che conosco. Praticamente quando il mio clan aveva finito la scalata ed è scesa e non avevano più golem da donare, ero andato nei Amazing Energy per farmi dare un po' di golem. Peace, grazie dei golem. Ok, forse il bacino non dovevo farlo. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. E aspettate. Gigi è uscito dal clan, molto probabilmente è andato in difesa. Ma vabbè, sono dettagli ragazzi. Questo è veramente tutto per il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto e lasciatemi un like, un commento. E noi ci vediamo nel prossimo Road to Legenda. E ditemi nei commenti chi secondo voi sarà la prima leggenda in Italia. O Gigi, o Harry, o Peace. Alla prossima.